Questa mattina tocca a me aprire, gloria a Gesù. Ma cosa vogliamo dire questa mattina? Che è Natale per noi, fra poco, no? Sapete che fra poche ore noi vogliamo ringraziare il Signore perché il Natale nella nostra vita è avvenuto nel momento in cui abbiamo ricevuto Gesù, abbiamo aperto il nostro cuore e abbiamo ricevuto Gesù quale Signore e Salvatore della nostra vita, è vero? Amen. Però possiamo dire questa mattina, vogliamo ricordare che un giorno, così ci dice la parola di Dio, nella pienezza dei tempi c'è stato un giorno che è venuto Gesù. Amen, alleluia. E la luce è venuta, dice la parola di Dio. È venuta la luce del mondo, la luce che ha salvato il mondo. E la cosa terribile è che la scrittura ci dice che il peccato più grande non è tanto un peccato che si può commettere. Il peccato più grande è quello di non ricevere il dono che Dio ci ha fatto. Dio ci ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il verso, no? Che della scrittura che qualcuno ha detto si potrebbe perdere tutta la scrittura, basterebbe solo questo verso e le persone si crederebbero in Lui. Dio ti ha tanto amato e questa mattina siamo in dovere di ringraziare il Signore. Siamo in dovere perché siamo cristiani, siamo nati di nuovo, amen. Quindi possiamo gioire, gloria a Dio. E allora puoi dire anche al tuo fratello, alla tua sorella che è vicina a te, buon Natale, perché no? Puoi dire buon Natale, perché no? Amen. Perché? Perché noi abbiamo realizzato il vero Natale, amen. Cristo Gesù il Signore, adoriamo il Signore. Buon Natale. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria,
sei, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Dio per noi combatte, accanto a noi sarà. Un giorno Lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Oh, oh, oh. Dio per noi combatte, accanto a noi sarà. Un giorno Lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Portando i nostri pesi ci ha dato libertà. Un giorno Lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Portando i nostri pesi ci ha dato libertà. Un giorno Lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai scosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù.
gloria a Gesù. Alleluia. Mentre cantavamo mi sono venuti i brividi, ma veramente, sapete perché? Perché riflettevo le parole di questo canto. Noi dovremmo essere gioiosi, dovremmo saltare dal luogo dove siamo. La Chiesa griderà, la Chiesa griderà. Gli angeli lodano il Signore, lo sapete che gli angeli lodano il Signore, ma sono stati creati per questo, per lodare il Signore. Ma noi gridiamo perché? Perché siamo stati resi liberi. Gloria a Dio, il sangue di Gesù ci ha purificati da ogni macchia di peccato. E siamo qui e dice io non morirò, ma non è che non moriremo fisicamente moriremo, ma invece noi vivremo per l'eternità. Alleluia, gloria a Dio. Quindi noi dovremmo gioire questa mattina perché l'opera che ha fatto Gesù su quella croce, la venuta di Gesù in questo mondo ha cambiato ogni cosa. Difatti che ci sono i credenti e non credenti, ma dite quello che volete, però si inizia a contare dopo Cristo e prima di Cristo. Siete d'accordo o no? Tutti lo devono fare. E il credente, come dicevo anche l'altra sera, no? Nasce di nuovo prima di Cristo e dopo di Cristo. Io sono nato di nuovo. Sei tu nato di nuovo? Hai dato la tua vita a Gesù? Sei sceso nelle acque battesimali per testimoniare al mondo intero, ai principati e alle potestà, che sei una nuova creatura in Cristo Gesù? Perché se ancora lo devi fare, fallo subito, fallo prima possibile. Vieni da me, pastore, voglio battezzarmi. Non ti preoccupare perché una vasca la mettiamo. Non ti preoccupare, la mettiamo la vasca per battezzarti. Amen. Perché noi siamo stati mandati per evangelizzare, per portare la buona novella che Gesù Cristo è il Signore. Amen. Mi vedete carico? Sì, voglio anche voi che siete carichi con me. Amen. C'è gioia nel lodare il Signore. La parola di Dio dice una cosa, perdonatemi che è pericoloso fare iniziare il culto al pastore, molto pericoloso. Ma la parola di Dio dice così, che noi dobbiamo fare un passo verso di Lui e Lui ne fa 100 verso di noi. Che cosa dice il Signore questa mattina alla tua vita? Io conosco quello che tu stai vivendo, io so quello che tu stai attraversando, conosco i tuoi pensieri, conosco il tuo problema, conosco le tue paure, conosco quello che ti sta frenando, ma questa mattina ti chiedo una sola cosa: fai un passo verso di me. Fai un passo verso di me. E quel passo che tu devi fare è per fede. Devi alzarti e dire: Signore, sono qui. Benedici la mia vita. Signore, fai piovere la pioggia di benedizione su di me, perché voglio uscire da questo luogo, Signore, con la tua benedizione nella mia vita. La Chiesa griderà. La Chiesa griderà. Amen. E io sono uno di quelli che grida. E tutti lo sanno, tutti lo sanno. Infatti mi tolgono i microfoni. Alleluia. Che canto abbiamo adesso? Oh, che meraviglia. Uno dei miei canti vecchi, Io t'amo ineffabile. Quanti lo conoscono? Che bello. Dobbiamo rinnovare i canti degli inni e salmi spirituali. Io t'amo ineffabile. Gloria a Gesù. Spero
meravigliosa speranza che ci ha dato il Signore. La parola di Dio parla di una speranza viva, non è una speranza morta, non è forse, chissà, no, è una speranza viva. Alleluia. Gloria a Dio. Allora, qual è il messaggio che ho avuto nel cuore? Non voglio parlarvi del Natale. Non credo che nelle nostre chiese dobbiamo predicare sul Natale, dobbiamo continuare a parlare sul Natale, no? Ho fatto una piccola registrazione che mi hanno detto i giovani della chiesa: pastore, deve dirci qualcosa sul Natale, bisogna registrare per metterlo sul sito. Va bene, su Facebook. E quindi l'ho fatto, questa registrazione, e ho parlato proprio di questo argomento, cioè il Natale. Credo che nelle nostre chiese non si dovrebbe neanche più, vedo anche su Facebook, ci sono quelli Natale sì, Natale no, è peccato, è peccato. Vi ho mandato adesso, tutti quanti voi della chiesa, vi ho mandato su Facebook, vi ho mandato il fratello Alessandro Iovini, che è come un nipote per me, l'ho visto nascere, lui è uno storico, viene intervistato, lui un po' viene anche nel Ministero degli Interni, viene chiamato proprio come rappresentanza delle chiese evangeliche a dare un'informazione sulle chiese, e lui dà una chiara interpretazione del Natale, cioè chiese che dicono sì, l'albero sì, e anch'io comunque ho fatto un filmato, poi vedrete quello che io ho considerato al riguardo. Io nasco in una chiesa, purtroppo sono nato in una comunità dove ai miei tempi tutto era peccato. Io il Natale da bambino non si poteva fare, guai, un albero a casa mia, l'albero niente assolutamente. Quindi nasco in una famiglia dove mi è mancato anche, come tutti i bambini che avevano, non so, sotto l'albero, lì assolutamente no, era peccato, tutto era peccato. Grazie a Dio che il Signore poi, per la grazia di Dio, ci mette discernimento e quindi ci dà sapienza e saggezza. Ognuno stima un giorno più di un altro, dice l'Apostolo Paolo, e quindi dobbiamo imparare anche da questo. Comunque, qual è il messaggio che ho voluto mettere questa mattina? Io ti benedirò. Io ti benedirò. Amen. Io ti benedirò. E chi è stato che ha messo sul gruppo della Chiesa, ha messo un filmato, il caffè biblico? Non ricordo chi l'ha messo sul gruppo, se siete andati a vederlo. C'era proprio questo filmato sul gruppo di tutta la Chiesa nostra, di comunicazione. Qualcuno ha messo, l'hai messo tu, ecco, l'ho messo. Quindi lo sono andato a vedere, c'era il pastore di Roma, il fratello di Nino di Porte Aperte, Cavone, il fratello Cavone, che lui è pastore, Nuccio Cavone, che parla proprio il discorso di quello che dicono dell'anno nuovo, no? Le statistiche, quindi veramente fa paura. Quindi chi ha paura di questo, chi ha paura di quest'altro, chi ha paura di perdere il posto di lavoro, chi ha paura di quest'altro. Io questa mattina voglio parlarvi che il Signore dice: io ti benedirò. Wow! Io ti benedirò. Quando mi sono sposato io, 37 anni fa, avevo paura di sposarmi, perché avevo paura di affrontare una vita matrimoniale. Fra l'altro mi sono sposato anche sapete, a volte si fanno anche un po' di debiti per sposarti, no? Ecco. Quindi, ma il Signore aveva detto: io ti benedirò. Io mi ricordo la predicazione che il pastore fece al mio matrimonio. Io sarò con te. Quando passerai delle acque, io sarò con te. Quando passerai attraverso il fuoco, io sarò con te. Cioè non ci ha detto che non avremmo avuto nel nostro matrimonio l'inondazione, il fuoco, le abbiamo passate tutte e le stiamo ancora passando. Che finché non andiamo in cielo li continuiamo a passare. Però la cosa meravigliosa è che il Signore ci ha promesso: io sarò con te e ti benedirò. Andiamo a vedere nella parola di Dio, Genesi, leggiamo il capitolo 26 dall'1 al 14. Ho già parlato di Isacco, vero? Ho parlato l'altra volta di Isacco, ho parlato: quanti di voi vogliono essere come Isacco? E allora abbiamo detto, io ho detto voglio essere come Isacco, no? Perché lui, anche se gli otturavano i pozzi, lui si scavava altri pozzi, no? Quindi anche se ti mettono il bastone tra le ruote, anche se ti offendono, anche se parlano male di te, tu prendi e ti scavi altri pozzi. Alleluia!
Ditemi quando l'avete preso, girando la Bibbia al contrario è l'ultimo libro, Genesi. Ora ci fu una carestia nel paese, oltre la precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abramo. E così Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti darò. Soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò. Ascoltate, vorrei che voi sottolineaste nella vostra mente, ma anche nella Bibbia magari, o se avete un quaderno, scrivetelo. Soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò. Cioè, Dio aveva letto il cuore di Isacco perché c'era una grande carestia e lui voleva andare via da là. È normale che noi quando abbiamo dei problemi cerchiamo di risolverli, siete d'accordo oppure no? A volte diciamo aiutati che Dio ti aiuta. Perché io darò a te e alla tua discendenza tutto questo paese e metterò il giuramento e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò alla tua discendenza tutti questi paesi e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò i miei ordini e i miei comandamenti e i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar. Quando la gente del luogo gli faceva domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: è mia sorella. Perché aveva paura di dire mia moglie, poiché pensava: gli uomini del luogo potrebbero uccidermi a motivo di Rebecca, perché ella è di bell'aspetto. Quindi, fratelli che avete una moglie brutta, ringraziate il Signore. Or, quando aveva già trascorso colà parecchio tempo, Abimelech, re dei Filistei, guardando dalla finestra, vide Isacco che scherzava con Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse: certamente costei è tua moglie, come mai hai tu detto che è mia sorella? Sapete che queste cose succedono ancora adesso? E succedono anche nella Chiesa. C'è chi si frequenta con una ragazza, c'è chi amoreggia, c'è chi... però gli vai a chiedere: ma state insieme? No, no, siamo amici. Oh, siamo solo amici. Non può dire mia sorella, ma siamo amici. Ora voi pensate, Abimelech, per dire a lui: ma questa è tua moglie, che cosa ha potuto vedere? Che scherzavano oppure amoreggiavano? Che scherzare è una cosa, amoreggiare è un'altra. Quindi lui ha visto dalla finestra e ha capito e ha compreso che non era la sorella, ma era la moglie. E a quei tempi, stiamo parlando quei tempi, vedete che avevano il timore delle mogli degli altri. Stiamo parlando dei Filistei. Isacco rispose: perché dicevo non vorrei morire a motivo di lei. Abimelech disse: che cos'è questo che tu ci hai fatto? Alcuni del popolo avrebbero potuto facilmente coricarsi con tua moglie e tu ci avresti tirato addosso una grande colpa. Così Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chiunque tocca quest'uomo o sua moglie sarà senz'altro messo a morte. Isacco seminò in quel paese e quell'anno raccolse il centuplo e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, continuò a crescere fino a diventare straordinariamente grande. Egli venne a possedere greggi di pecore, mandrie di buoi e gran numero di servi. Così i Filistei lo invidiarono. Wow! La prima cosa che Dio gli dice è: non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti darò. Ascolta bene, se Dio decide di benedirti, non c'è nessuno che può maledire la tua vita. Non c'è niente.
Se Dio decide di stare con noi e noi ci lasciamo trovare dove Egli ci vuole, perché ha detto non uscire, non andare in Egitto, rimani qui. Quindi Lui ha obbedito. Soltanto la nostra incredulità e la mancanza di fede possono evitare il nostro sconforto. Dio lo fece prosperare nonostante. Ascoltate, nonostante. E grazie a Dio, anche per i nostri nonostante, Dio ci benedice. Siete d'accordo oppure no? Questa situazione che lui dice al re Abimelech non viene dopo che Dio gli ha parlato, viene prima, Dio gli parla prima. Ma malgrado Dio gli ha parlato prima, gli ha detto io ti benedirò, io sarò con te, io ti proteggerò, io sarò con te. Lui dove cade? Cade su una situazione pazzesca. Ha paura che qualcuno lo uccide per mezzo di sua moglie. E dove sono le promesse di Dio? Dove sono le promesse di Dio nella tua vita? Dove sono le promesse di Dio nella mia vita? Se Dio ci ha detto che Lui ci avrebbe benedetto, Lui lo farà. Perché ci preoccupiamo? Perché abbiamo paura, ci iniziamo a creare dei problemi. Sapete che la paura viene quando tu gli dai spazio. Più spazio gli dai e più... Ti è mai successo? Ti capita o no? Di avere un pensiero negativo e quel pensiero lo lasciamo viaggiare e viaggia e viaggia e viaggia fino al punto che quel pensiero ha preso possesso nella nostra vita da paralizzare le nostre gambe, da prendere paura. Quando l'avversario verrà, sottomettetevi dunque a Dio, resistetegli in faccia ed egli fuggirà da voi. Alleluia, abbiate la mente di Cristo. Non lasciamo che certe cose ci prendono. Ma dov'è? E ancora deve arrivare, guarda, è l'una, dovrebbe essere già a casa, ma cosa è successo? Qualcuno, allora vogliamo iniziare a chiamare l'ospedale, i pompieri, i finanzieri, i carabinieri, le forze dell'ordine e anche forse qualche pompa funebre. Iniziamo. Lui aveva paura, dopo che Dio gli aveva detto, io sarò con te, ma guardate questa promessa. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti darò, soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò. Wow! Quante volte Dio ce l'ha detto che ci avrebbe benedetto? Ditelo. Ma le situazioni, le circostanze, questo è un tema ricorrente nella Bibbia. Che tutti i protagonisti della Bibbia, nonostante, ne abbiamo parlato proprio 2 settimane fa, quelli che abbiamo parlato, gli eroi della fede, nonostante le loro cadute, la loro poca fede, Dio li ha benedetti lo stesso. Dio li ha benedetti lo stesso. Tutti i protagonisti, gli eroi della fede, tranne Gesù, erano peccatori, responsabili del loro errore, ma Dio li usò comunque per compiere il suo proposito. C'è un proposito di Dio e Dio si ricorda che noi siamo polvere, si ricorda la nostra natura. L'errore che fa Isacco è l'errore che ha fatto Abramo. Abramo ha fatto lo stesso errore. Abramo disse è mia sorella, anche se in realtà lei era la sorellastra. Perché era la figlia del padre, ma non della stessa madre. Quindi in parte, e a volte si dicono le bugie in parte, ma se una bugia è una bugia, era sua moglie. Guardate che Dio, e questo lo voglio sottolineare in modo particolare, dove i matrimoni stanno sempre di più venendo meno, per Dio il matrimonio è qualcosa di prezioso. La vita matrimoniale nella nostra vita, Dio ha messo la compagna al nostro fianco convenevole. Dio nel giardino dell'Eden vide Adamo e disse povero uomo, questo gli devo fare un aiuto. Devo fargli un aiuto. E ogni uomo ha un aiuto.
Io se sono quello che sono è grazie a Dio per la moglie che Dio mi ha messo vicino. Voi provate a immaginare se Lisa, dopo quando io ho lasciato il lavoro, ho abbandonato il lavoro, ho iniziato a lavorare lei da sola, cosa mi avrebbe detto? Ma o a volte appuntamenti su appuntamenti, fratelli a casa, cene. Ma dice, no. Lei ha detto, ok, Signore, se ci hai chiamato mio marito, io farò la mia parte. Dio desidera che la famiglia sia una testimonianza. Il marito che Dio ti ha dato è una benedizione. La moglie che Dio ti ha dato è una benedizione nella tua casa. Per te. E mia sorella, paura. E che cosa avrebbe fatto? Che cosa sarebbe successo? Se il Signore anche con Abramo non fosse intervenuto di notte nel sonno. Attenzione a toccare quella donna perché è una donna sposata. Che cosa sarebbe accaduto? L'avrebbe data per farsi coricare con altri perché lui voleva salvare la sua vita? Ascolta bene, molto importante. Non pensare di salvare la tua vita e non salvare la vita di tua moglie. Non pensare di salvare la vita tua e non di tuo marito. Dio vi ha chiamati insieme e siete importanti l'uno per l'altro. Noè costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia. Se quando vai in cielo non c'è tua moglie, ti dovresti fare qualche domanda. Io voglio andare insieme con mia moglie in cielo, la voglio incontrare lì. Se non riesco a portare altri nel cielo, almeno porto la mia famiglia. Siete d'accordo oppure no? Ah, Viorica, che gioia vedere i figli sposati nella fede. Dan, accompagnare davanti una figlia in un matrimonio cristiano è una gioia immensa. Puoi dire, io e la mia casa serviamo l'Eterno. Amen. E anche quando i nostri figli non stanno camminando ancora, io sottolineo ancora perché i miei fratelli dopo anni sono venuti al Signore, dopo anni sono venuti al Signore. Ma Dio è fedele, perché quel seme, non ti preoccupare, prima o dopo quel seme porterà frutto. Magari tu non lo vedrai, sarai in cielo, ma un giorno li troverai lì. Perché non è piantato quel seme da noi, ma è piantato da Dio. E quel seme porterà frutto perché Dio lo fa crescere. Non sappiamo quando è il momento, non sappiamo il perché. Quando sono andato a Arezzo, nella chiesa del fratello Billy, il suo figlio più grande ci diceva, eravamo io e Katia, ci diceva che il figlio si era innamorato di una ragazza e quindi era andato a convivere con questa ragazza, non andava più in chiesa. E lui aveva una sofferenza, che suo figlio frequentava in chiesa. E a un certo punto lui e sua moglie, una sera, c'era stato un problema serio e lui ha detto facciamo una preghiera. Il figlio. E hanno pregato. La moglie è stata bene e ha detto ma perché non andiamo in chiesa una domenica? Ora provate a immaginare il padre che vede la coppia insieme in chiesa, ma non solo. Adesso servono il Signore insieme, uno è insegnante di scuola domenicale, l'altro è insegnante di un'altra scuola domenicale, e si sono sposati. Dio ha i suoi tempi. Siete d'accordo o no? Dio ha i suoi tempi. La parola di Dio ci dice, guardate, che Abramo credette. Genesi capitolo 15 versetto 6 dice, egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Paolo lo stesso dice in Romani capitolo 4 versetto 3, dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ora voglio parlarvi del conto della giustizia, perché se noi abbiamo detto che Isacco malgrado e Abramo anche malgrado hanno ricevuto
la benedizione, Dio li ha benedetti lo stesso, perché se noi dovessimo meritarci la benedizione di Dio saremmo tutti nei guai, siete d'accordo o no? Saremmo nei guai. Però guardate, Romani capitolo 4, il versetto 3, dice Abramo credette a Dio e gli fu messo in mondo di giustizia. L'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5, versetto 1 dice qualcosa di meraviglioso. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Abramo credette e quindi prima della venuta di Cristo era il credere che ti dava la giustizia. Oggi a noi chi ci dà la giustizia è Gesù. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. È Gesù Cristo la nostra giustizia. Noi non meritiamo nulla. È importante questo, sapere che malgrado, nonostante, Dio lo benedice. Dio benedice la vita di Isacco. È bellissimo. Voglio parlarvi, voi sapete che io ci tengo molto a studiare anche i nomi biblici, le città, magari la qualità dell'albero, perché nella Bibbia non è mai scritto nulla per caso. Gerar. Sapete cosa significa Gerar? Dice, fermati lì, dice, è interessante, fermati a Gerar. Gerar significa, sono andato a vedere, ruminare. Sapete cosa significa ruminare? Sì. E anche grignare. Cosa avviene lì? Dio gli dice fermati lì. Quando Dio ci dice fermati lì, non pensare che i problemi non arrivano. Noi pensiamo che il Signore se mi ha detto di stare qui sicuramente mi toglierà dai problemi. Invece lui cosa fa? Scava e proprio lì a Gerar ci sono i pastori che gli vanno a otturare i pozzi. E lui cosa fa? Grigna i denti. Avete mai grignato per quelle situazioni? Siete mai stati là a dire? Non è caso Gerar. Al versetto 20 dice, ma i pastori di Gerar, nello stesso capitolo, il capitolo 26, ma i pastori di Gerar altercarono con i pastori di Isacco, dicendo, l'acqua è nostra. Ed egli chiamò il pozzo Esec, perché quelli avevano conteso con lui, e Esec vuol dire contendere. E allora quando qualcuno contende con noi, cosa facciamo? Gerar, questo te lo ricorderai adesso, no? Però silenzio, rimurginare dentro. Io ti benedirò. E questa promessa, malgrado l'errore di dire è mia moglie, è mia sorella, non disse mia moglie perché aveva paura, malgrado questo, io voglio ringraziare il Signore perché sapete quante volte il Signore è andato oltre i miei errori? Non so a te, ma quante volte il Signore ha superato, è andato oltre il mio errore, ha guardato avanti. Perché Dio già sapeva che io in quella circostanza sarei caduto. Gesù sapeva che Pietro l'avrebbe tradito? Sì o no? E gliel'ha andato anche a dire. Magari non gliel'avesse dato a dire, diceva, gliel'ha andato anche a dire. E gli diede anche un segno, il gallo non canterà. Signore, io ti ringrazio per la pazienza che hai con me. Signore, ti ringrazio perché tu hai deciso di benedirmi. E quello che tu benedici sarà benedetto per sempre. Per sempre. Vedete, in questi giorni, devo fare attenzione come parlo, molta attenzione, perché siamo online.
però è una realtà. Il Papa ha detto di benedire le coppie omosessuali. Si è scatenato un putiferio anche alla stessa interna Chiesa, perché i vescovi contro, ci sono non so quanti vescovi sono contrari, che è andato proprio fuori di testa. Ora qualcuno ha detto, ma benedire non è, cioè, semplicemente benedire? Ma c'è una cosa da dire. A me qualche volta sono venuti a dirmi, e mi ricordo anche quando c'è stato il matrimonio di Serena e di Christian. Christian faceva fatica, vero Christian? Ah, eccola, siete lì. E mi dissero del matrimonio, vero Christian? Però lui dice, io per i miei genitori, per le cose, io dissi, guarda Christian, io non battezzo, non sposo un non credente con un credente. O un credente cattolico o un credente evangelico, perché so che quel matrimonio... Quindi, ma perché? Te lo dico subito il perché. Perché io non posso benedire ciò che Dio non benedice. Perché quando io dirò, alla fine, ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi, sto dando una benedizione e sto prendendo ciò che Dio mi ha detto di dire. Ma come posso farlo io? Allora perché lasciamo che qualcuno possa benedire ciò che Dio non benedice, ciò che la Bibbia non dice? E allora dobbiamo attenerci alla parola di Dio, specialmente noi che stiamo in prima linea su queste cose. Dobbiamo fare molta attenzione. Ma è uno dei segni degli ultimi tempi, non dobbiamo scoraggiarci. È importante, fratelli, riconoscere la benedizione di Dio sulla nostra vita. È importante. Prima abbiamo cantato, io dichiarerò, cioè io lo dirò. Quello che Dio vuole dalla nostra vita è che noi lo dichiariamo pubblicamente, apertamente. Noi siamo figli di Dio. Pochi amen. Mamma mia, ma che è stamattina? Io mi sento così. Siamo figli di Dio. Gloria a Dio, affermiamolo, facciamolo sentire Allah. Io sono un figlio di Dio, nato di nuovo. Gesù ha dato la sua vita per me. Mi ha riscattato con il suo prezioso sangue, ha scritto il mio nome nel libro della vita e io lo guardo in faccia al nemico e dico, neanche un capello del mio, che non è neanche tanto, ma neanche un capello ti appartiene, perché la mia vita appartiene a Lui. Amen. Io sono stato benedetto nei luoghi celesti, leggete Efesini. Vi ricordate quel film? Sono stato benedetto nei luoghi celesti. Alleluia! Ho una mensa incredibile da andare a prendere sempre e l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Alleluia! Il nostro Dio è ricco, il più ricco di tutti. Io ho deciso di benedirti, alleluia. Quando l'ho letto questo verso e ascoltato quello che dicevano per l'anno nuovo, accadrà, non accadrà, verranno a mancare gli ovini nelle stalle, dice Abacuc, verranno a mancare le vigne sugli alberi, ma io confiderò nel mio Dio. Alleluia. Lui è potente da far uscire da qualsiasi posto le cose impossibili. Mia madre era a letto ammalata, quante volte ve l'ho raccontato, non riuscivano a fare niente, avevano una bancarella, vendevano pochi, 9 figli, eravamo in vita, 9 figli, non aveva niente, mia madre con la pleurite a letto, allora con la pleurite si moriva. Le sorelle andarono a casa perché volevano aiutarla, bisognava fare il letto dopo tanto tempo, i letti erano fatti, i materassi erano fatti di lana, si aprivano, si scucivano e dopo con quella cosa che si metteva, io mi buttavo in mezzo a quella, bellissima, si faceva e poi si rimetteva dentro. Quando andarono a scucire trovarono un rotolo di soldi. Chi ha messo questi soldi? Chi è stato a mettere questi soldi? Non l'abbiamo mai saputo. Ma Dio ha provveduto. Io ti benedirò.
Farò uscire l'acqua dalla roccia, ma la farò uscire. Io ti benedirò, non ti preoccupare. Fratelli, quando abbiamo aperto questa comunità, 24 anni fra poco, nel 2000, 24 anni fa, quando sono andato a fare, chi l'avrebbe mai pensato, se solo avessi pensato di andare a firmare in banca, la mia firma è ancora lì, firmare in banca, ma chi ci sarà? Mi aiuteranno, staranno con noi. Non ho mai chiesto ai fratelli e non ho mai pensato chi se n'è andato via da questa comunità. Dio ha provveduto. Perché quando il Signore mi ha chiamato, mi ha detto, io ti benedirò, io sarò con te. Ed è importante quando noi usciamo come corale, Dio è con noi. Alleluia. Situazioni, a volte non chiamo neanche a Silvia per dire Silvia quando ci saranno, chi c'è? Non lo so, gloria a Dio per Silvia, perché lei è così spinta dallo Spirito Santo dopo tutto quello che ha passato anche fisicamente. Se non fosse così non si troverebbe neanche là. No, Dio farà. E Dio ha fatto. È stato bellissimo l'altro ieri. Le parole che hanno speso il sindaco e l'assessore, le parole che hanno speso per noi, emane luce. Mi hanno mandato un messaggio, fratelli. È stata una cosa straordinaria. Abbiamo visto la gloria di Dio. Abbiamo visto la luce in mezzo a voi. Ma ce l'ha detto anche quel giorno, è vero, lui ha detto ho girato tantissimo per il mio lavoro, per quello che faccio, lui è stato un maestro di musica, era un musicista, ha girato, non so se ha detto 400, non mi ricordo quanto posto è andato, io non ho mai visto comunque quello che emanate voi. E ha detto quello che ho potuto notare è che 12 volte avete detto la parola luce, ma la luce usciva da voi. Quello che fa la differenza nella Chiesa non è il numero dei membri di Chiesa. Non è la bellezza del locale. Quello che fa la differenza è la presenza di Dio nel nostro mezzo. Perché è Lui che salva, è Lui che sana, è Lui che battezza nello Spirito Santo. Tutto quello che noi dobbiamo fare, lo dicevo al fratello Michele, e gli ho detto Michele porta questo messaggio al tuo pastore. Perché è quello che Dio mi ha detto, non ti preoccupare, non temere chi si allontanerà, chi andrà, il Signore manderà quelli che vogliono servirlo con tutto il loro cuore. Non ti preoccupare per questo. Perché al Signore il numero non è mai importato. Tieni fedelmente, non scendere a compromessi con niente e nessuno. Tu predica la parola, insisti in tempo e fuori di tempo. Porta il cibo. Il Signore ti dice, io ti benedirò questa mattina. Ecco il cibo che ho da parte di Dio. Dio ha dichiarato di benedire la tua vita, di benedire la tua casa, come abbiamo sentito. Nazima, da sola. E non vi dico le sue situazioni. Ma Dio non gli ha mai fatto mancare il pane. Mai mancare il pane. 2 lavori? Sì, forza. C'ha un mutuo alto che prende quasi tutta una parte dello stipendio, ma supera una buona parte dello stipendio. Che belli vederli entrare in chiesa. Sono speciali, sono bellissimi, sono stupendi. Perché? Perché Dio è con loro. Amen. Allora questa mattina andiamo a casa a ringraziare il Signore perché noi possiamo dire sì, per me è il vero Natale, perché Gesù è con me. E perché Lui mi ha promesso di benedire la mia vita. Non so se tu questa mattina sei venuto qui un po' impaurito, un po' con cosa accade, cosa succede, Io ho questa parola da parte del Signore per te questa mattina, è per me. Io ti benedirò. Stai fermo e non ti preoccupare. Perché io ho deciso di benedirti. E non guardo la tua pochezza. Perché tu non è che ricevi da me perché tu meriti. Io conosco la tua debolezza, conosco ogni cosa di te, conosco le tue forze, conosco tutto di te e so che tu potrai ancora cadere. Però una cosa voglio dirti, io la tua mano non la lascerò mai, se non sarai tu a lasciare la mia mano. E anche quando tu lascerai la mia mano, io ti verrò a cercare, vero Rebecca? Io verrò a cercarti.
perché Lui è il sommo pastore, perché Lui è il vero pastore. Lo ha fatto con me, nella mia vita lo ha fatto il Signore e non mi ha rinfacciato, ma mi ha rialzato e mi ha detto andiamo avanti, andiamo avanti. Alziamoci nel cospetto del Signore. La tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, o eterno Dio, grande è la tua fedeltà, la tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, o eterno Dio, grande è la tua fedeltà. Alleluia. Fratelli, se c'è chi si sente di ringraziare il Signore, alza la tua voce e ringrazia il Signore per questo messaggio che il Signore ci ha dato. Se anche c'è più di uno, non vi preoccupate, alziamo la nostra voce e ringraziamo il Signore per la guida dello Spirito Santo. Alleluia, gloria a Gesù. Grazie Signore. Amen. Gloria a Dio. Buona domenica, fratelli. Amen. Buona domenica. E se qualcuno vi dice